Bentrovati a Bresa Belesa, iniziamo la puntata con il dialetto, è il COP, che cos'è? Il colpo, la tegola oppure il direttore? E dove si trova la sede bresciana della Banca d'Italia? In Corso Martiri della Libertà, in via Fratelli Porzellaga o in via Crocifissa di Rosa? E attenzione a chi è dedicata la via che sta dietro il Palazzo delle Poste di Piazza Vittoria a Brescia, a Giambattista Tiepolo, a Giuseppe Mazzini oppure ad Alessandro Volta. Restate con noi, tra pochissimo le domande e le risposte. G2-3 Bresa, bellezza, messo la principessa. Tu che parla bene, mani su che mai conosco. Bresa, bellezza, messo la leonessa. Sei così sicuro di conoscermi davvero anche tu? Ciao, come ti chiami? Ciao Melissa. Melissa, tu Melissa sei di Brescia, conosci la città? Sì, sono di Brescia ma non sono bresciana, precisiamo. Dove sei Melissa? Sono dell'Albania ma vivo a Brescia ormai da una vita, insomma. Una vita, da non più di 15 anni perché... Ne ho 22, vivo qua da quando ho 3 anni, quindi... una bimba, una ragazzina di... Allora, il dialetto bresciano lo conosci? Mamma. È il COP, che cos'è il COP? È il colpo, la tegola oppure il direttore? Il direttore. COP, è il McCOP. Il McCOP è il Macopo. È il Macopa, è mi ammazza, non lo so. No, io il dialetto bresciano non andiamo d'accordo, cioè lo sento parlare di continuo ma non ho la minima idea di cosa... È la tegola. Tegola anche per lei? Al CUP. Spostiamoci prima che ci caschi qualche tegola sulla testa. Lo sanno tutti, la tegola, dai, questo... Così scontato, eh? Guardate che bella compagnia che abbiamo trovato. Come si chiama, signora? Mariella. E lei, signora? Luciana. Luciana e Mariella. Lei ha il nome di mia suocera. Ah, ecco, va bene. Penso che le auguro che sia simpatica sua suocera. Cambiamo argomento. Dov'è la sede bresciana della Banca d'Italia? In Corso Martiri della Libertà, in via Fratelli Porzellaga oppure in via Crocifissa di Rosa? No, non è mica via Corso Martiri della Libertà. Io direi via Porzellaga. Via Porzellaga, tu la tieni tutti i tuoi risparmi. No. La seconda? Ovvero via Fratelli Porzellaga. Credo di sì. Sbagliato. Avremmo preferito una bella donna, ma insomma c'è Andrea. Ciao Andrea. Ciao. Tu di che ti occupi, Andrea? Io lavoro al centro migranti della diocesi. Insomma, una cosa bella, impegnativa, no? Molto bella e molto impegnativa. E di Brescia abiti in città? Io la metà della giornata la vivo a Brescia, ma non sono di Brescia, sono di Spitaletto. Però senti Andrea, sicuramente insomma la città ormai la conosci, la vivi. Sì, insomma, abbastanza. Proviamo, attenzione. Vediamo. Domanda sulla geografia, insomma, sulla toponomastica. Come si chiama la vietta corta che sta proprio dietro il Palazzo delle Poste a Brescia? Giambattista Tiepolo, via Mazzino, via Alessandro Volta? Allora, via Mazzini di sicuro no. Hai detto via? Tiepolo o via Alessandro Volta? Non ne ho idea, Volta, non ne ho idea. Via Alessandro Volta. Alessandro Volta? Hai capito? Melissa alle volte fa volta. Ma è giusto questo? Ok, almeno 1 su 3. In dialetto bresciano il COP, dai, moltissimi lo sanno, è la tegola, i muratori poi sono informatissimi su questo. La sede bresciana della Banca d'Italia è in Corso Martiri della Libertà, ospitata in un palazzo molto bello, e la via che sta dietro il Palazzo delle Poste a Brescia, in centro, è dedicata ad Alessandro Volta, via Alessandro Volta, da non confondere con via della Volta che si trova invece in altra zona della città. Bene, grazie per essere stati con noi, appuntamento alla prossima. Arrivederci.